Ciao ragazzi, sapete quale può essere un modo anche simpatico per sfuggire alla canicola estiva? Rifugiarsi in una cantina, qui al fresco, in mezzo alle botti. E allora può anche succedere che facendo così scopriate qualcosa di particolare come è successo a me. Vedete queste? Queste sono anfore di argilla che contengono vino. Ma non un vino qualsiasi, un vino che neanche sospettereste. Ce lo dice lui, Mariano Guglioni. Che vino c'è qua dentro? Qui dentro abbiamo l'amarone e non l'amarone quello normale, quello che produciamo tutti gli anni, ma l'amarone riserva. Quindi una chicca. Una chicca perché la riserva non viene fatta tutti gli anni, ma solo nelle annate quelle particolari, quindi le speciali. Quali sono? Beh, la nostra prima annata speciale è stata la 2000, quando abbiamo cominciato quindi la nostra prima produzione. La seconda è stata la 2007, quindi 7 anni dopo. La terza è la 2010, che è quella attualmente in commercio. E adesso abbiamo cominciato a sviluppare dalla 2015, che sarà la successiva, l'amarone riserva in anfora. Perché l'anfora? L'anfora perché, da studi fatti, è il più bel strumento per ossidare in maniera molto veloce il vino, ma poi bloccare l'ossidazione e far sì che i vini diventino molto longevi nel tempo. Ed anche qualcosa a livello di sapore? A livello di sapore, sì, una delle cose che sicuramente abbiamo voluto evitare era quella che avesse troppo la parte del tannino provocata appunto dal legno, quindi metterlo in botte piuttosto che in barrique o in tonneau dà sempre quella cessione di legno abbastanza importante, mentre l'anfora, in questo caso appunto le nostre anfore in terracotta, non danno questa cessione di legno, per quello che la prima annata, quindi l'annata 2015, abbiamo voluto fermentarla e vinificarla completamente mantenendo il raspo, quindi senza diraspare l'uva. Questo camarone è, Mariano? Questo qui adesso in vinificazione stiamo ottenendo il 2018, quindi l'ultima annata prodotta. Perché dall'anfora abbiamo voluto fare 4 esperimenti, quindi creare 4 annate, una top completamente senza dirasparlo, la 2015, il 16, la 17 e la 18 sono 3 esperimenti dove il 16 50% di raspato e 50% no, il 17 un terzo con raspo e 2/3 senza, mentre la 18 è totalmente senza raspo. Quindi questo quando è che si potrà bere ufficialmente? Questo qui ufficialmente lo berremo tra 6 o 7 anni. Ma io torno 6. Lo Non so. mordo mica 6. E io ti aspetto. Devo dire che ha una complessità incredibile, ha un bouquet che non trovi facilmente in giro. Io sento addirittura le viole, adesso non so se abbia senso o meno, però è una ricchezza veramente che mi ha sorpreso. Mi fa molto piacere e comunque la viola è una caratteristica della nostra zona, perché visto? oltre alla ciliegia abbiamo anche il sentore proprio al naso della viola. Hai visto? Sì. Ciao ragazzi, vi terrò aggiornati, state a contatto con me, mi raccomando, fra 7 anni se vediamo ancora qua da Mariano. Speriamo di dirlo. Ciao ragazzi, cin cin. Ciao a tutti, salute. Ciao.